centinaio le tute blu in presidio di protesta stamani davanti a un'industria Treviso in rappresentanza delle 50.000 presenti in provincia per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto a dicembre scorso. Dopo 18-20 incontri, Federmeccanica ancora nicchia. Adesione oltre l'80% allo sciopero di 4 ore con la produzione ferma anche l'Electrolux di Susegana con i 600 dipendenti che chiedono chiarimenti sul loro futuro occupazionale. Aspettiamo con ansia il 2017 per capire cosa prevede la multinazionale. In questo momento noi stiamo lavorando a 8 ore, non lavoriamo tanto come l'anno scorso. Sciopero anche per i metalmeccanici della Fischer & Pickel di Borso del Grappa. In 500 dicono costretti oltretutto a lavorare in condizioni estreme con i forni che scaldano a 180 gradi in assenza di aria condizionata. Quando io accendo un forno ho il calore del bruciatore che mi esce, del grill. Con questo caldo, certo. Quindi raddoppia la temperatura secondo me. Treviso lo stiamo facendo nelle 4 ore in uscita dai turni di lavoro perché vogliamo un rinnovo del contratto che sia un rinnovo che paghi salari a tutti i lavoratori e che non faccia soltanto risparmiare risorse alle imprese. Produzione ferma un po' in tutta la Marca, anche alla Somec di San Vendemmiano. Tutela dei diritti, su questo Federmeccanica è in una fase di completa chiusura, a questa completa chiusura bisogna rispondere con un incremento delle iniziative di lotta. A raccogliere le istanze dei lavoratori con i loro sindacati Gian Pietro Breda, ex responsabile dell'area sindacale di Un'Industria Treviso. Quindi prima di settembre non accadrà nulla? Prima di settembre siamo a 15 giorni per andare tutti quanti in ferie e quindi credo sia la data più utile da pensare sia tra il 28 d'agosto e la prima settimana di settembre.